Stabile ma sempre grave e non ancora fuori pericolo il piccolo Tiago, 14 mesi appena, travolto assieme alla mamma da un camionista ubriaco a Marostica nel Vicentino, ha perso un piede e ora lotta per la vita. Lui ce la sta mettendo tutta, si sta aggrappando alla vita con tutte le sue forze, le sue piccole forze. Speriamo, siamo in ottime mani, quindi siamo fiduciosi. Con lui nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Padova ci sono il papà Elidon e la mamma Raisa, originari dell'Albania. La donna ha una gamba fratturata a causa dell'impatto e dovrà essere operata. L'uomo alla guida del camion, Pietro Dal Santo, 58 anni di Tiene, sempre nel Vicentino, è stato arrestato e si trova ora in carcere a Vicenza. Per lui i familiari chiedono una pena adeguata. Chiediamo giustizia, confidiamo nella legge che possa esserci la massima pena, perché c'è un bimbo di 14 mesi ed è giusto che chi sbaglia paga.